Oggi siamo qui a presentare il nuovo percorso delle fontane di Nogaré, un grande lavoro in sinergia con la Regione Veneto. Ci hanno dato una mano a sistemare un percorso naturalistico molto importante del nostro territorio e molto amato sia dai cittadini di Belluno che anche da cittadini fuori Belluno, perché è un sito, il biotopo delle fontane di Nogaré, molto conosciuto appunto dalle persone che amano la natura, soprattutto la natura selvaggia come quella che possiamo vedere qua. Il percorso, come potrete constatare quando verrete a fare una passeggiata, è stato pulito in maniera molto incisiva dalle boscaglie e dagli alberi ormai marci. La maggior parte degli schianti è ancora dovuta a Vaia, e quindi abbiamo pensato, appunto, quando si fa una squadra come in questo caso con la Regione Veneto, di ridare alla luce questo bellissimo percorso che dalla punta dell'Anta porta praticamente fino a Ponte nelle Alpi. I ponti sono stati rifatti, il materiale è un materiale, sono dei molari di larice che ovviamente il Comune ha messo a disposizione della squadra dei servizi forestali, e quindi siamo molto contenti oggi di aver fatto il primo percorso e speriamo che tutti i cittadini si rendano conto del grosso lavoro che è stato fatto per ridare appunto vita di nuovo a questo bellissimo punto della nostra città, che come tanti altri, come sapete, comunque in comune ci sono tantissime aree verdi. Cerchiamo di curare, di dare sempre lustro perché la città, insomma, riesca ad andare e vedere le bellezze del nostro territorio.